Buonasera e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Delicato prelievo di organi, intervento eseguito all'ospedale Sant'Antonio Abati di Trapani di una 73enne deceduta per emorragia cerebrale. L'intervento, durato circa 7 ore, è stato un prelievo a cuore fermo di fegato e reni effettuato nell'ospedale trapanese da un'equipe dell'ISMET diretta da Gaetano Burgio con il supporto del Centro Regionale Trapianti. Un piccolo delfino spiaggiato sul litorale di Marausa è stato salvato da un uomo che si trovava lì col suo cane mentre faceva una passeggiata. Salvatore Reina, poliziotto in pensione e consigliere comunale di Misili Scemi, si è immediatamente dato da fare per soccorrere il mammifero. Così è entrato in acqua e ha trascinato il cucciolo al largo. La salma di Biagio Conte si trova nella chiesa della comunità di Via dei Collati 29, denominata la Cittadella del Povero e della Speranza, dove i cittadini potranno rendere omaggio oggi a partire dalle ore 16 fino alle ore 19. A partire da domani le visite avverranno dalle 9 alle 19. Per favorire l'afflusso in Via dei Collati sono stati predisposti 2 servizi gratuiti di navetta che sono stati attivati dalle ore 15:30 odierne. Breve parentesi di sole in Sicilia per la giornata di domani, 13 gennaio 2023. Si accantona almeno per un po' il maltempo e le condizioni meteo avverse. Cieli sereni soprattutto a Catania, mentre sarà presente qualche nuvola passeggera nelle altre province. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Catania e Siracusa, con massime di 17 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.